Buonasera a tutti e benvenuti su Radio UFOcast, la radio che fa fede al sito www.ufomachine.org. Oggi è il 14 gennaio e questa è la prima puntata dell'anno 2011. Noi riapriamo i battenti forti delle conferme affettive dei nostri radioascoltatori. Io mi chiamo Caruso Colzi e stasera presenterò questa puntata dedicata, come promesso già precedentemente, all'argomento Genesi. Stasera seguiremo un percorso a ritroso nella storia, cercando di capire insieme con i nostri ospiti quelle che sono state le vicende umane che ci hanno portato a conoscere la realtà come oggi la conosciamo. Cercheremo di addentrarci nei meandri delle sacre scritture, negli abissi delle prime civiltà, nei fondali del dimenticato e porteremo alla luce un po' delle recenti si fa per dire, scoperte che riguardano la genesi umana. Parleremo delle civiltà ormai perdute e di come si occupavano della vita sociale e spirituale. Ci addentreremo nello studio di architetture ancora oggi presenti, ma che sembrano essere tuttora degli enigmi. Cercheremo di illustrare quelle teorie che fanno risalire all'appartenenza dell'essere umano agli dei, che qualcuno, o comunque molti studiosi di oggi, chiamano alieni, e di come si siano districate le vicende tra questi ultimi e le popolazioni che adesso abitano i nostri territori. Come sicuramente avrete avvertito, i temi da trattare sono moltissimi, ma niente paura perché stasera è la prima puntata che tratta questo tema e vi vorrei rassicurare perché la puntata vuole solo cercare di aprire l'argomento, che poi verrà successivamente ritrattato ancora più nello specifico. Come il nostro pubblico ormai sa, spesso i temi della radio hanno un carattere ciclico e quindi niente paura, ritroverete questi argomenti tra qualche puntata. Ma vorrei subito presentarvi gli ospiti di stasera. Abbiamo con noi il webmaster del sito ufomachine.org, un grande conoscitore della genesi umana, studioso ed eclettico personaggio che ci parlerà di più aspetti dell'argomento stasera trattato. Il suo nome è Massimo Del Genio. Ci sei, Massimo? Sì, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Buonasera. Ad affiancarlo in questa puntata densa di contenuti avremo come ospite una carissima amica, nonché conoscitrice di svariati argomenti connessi alle architetture megalitiche. Ce ne parlerà poi più avanti. Il suo nome è Tiziana Pompili. Ci sei, Tiziana? Sì, Caruso, grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Vi vorrei ricordare che durante tutta la puntata, che potrete ascoltare in diretta nel sito 1000 Mics al nome utente UFOcast o linkata al sito www.ufomachine.org, il nostro collaboratore della redazione Michele Valeriani vi darà modo di rendere le vostre domande pubbliche. Qualora lo vogliate, scrivete pure nella chat o direttamente nei commenti e Michele farà in modo di farci pervenire le vostre richieste online. Comunque adesso sento se c'è, lo vorrei ringraziare subito. Michele, ci sei? Sì, sono qua, ciao Caruso, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene, vuoi rinnovare di nuovo come si fa a entrare dentro il sito e lasciare delle domande? Allora, per lasciare le domande che poi io cercherò di far avere l'attenzione dei nostri relatori, è sufficiente portare sulla voce commenti dal link della trasmissione su 1000 Mics la vostra domanda. Io poi provvederò a portarla all'attenzione dei relatori. Naturalmente il tempo a disposizione e gli argomenti sono tanti e solo magari le domande un po' più significative, ne arrivano di solito tante, quelle più significative avranno l'adeguato spazio, insomma. Cercheremo poi in seguito magari di riprenderle e di rispondere, se è possibile, a tutte.
Grazie mille. E infatti, proprio come diceva Michele, per le persone che non avranno avuto modo di avere una risposta, non vi preoccupate. Abbiamo diverse novità quest'anno in programma. Una di queste è proprio riuscire a far tesoro delle vostre domande e poi dopo farne direttamente una puntata specifica, e quindi continuate a scriverci perché faremo tesoro di tutte le vostre domande. Un'altra persona che vorrei ringraziare subito e che ci interrei a farvi presente prima di iniziare questo nostro lungo viaggio che ha a che fare con la Genesi, è la nostra collaboratrice che si occupa delle archiviazioni, che ci seguirà dalla redazione ma non sarà, ahimè, in linea. Comunque sia, buonasera Mira. Come molti sanno già, le puntate Radio UFOcast le potete trovare scaricabili nel sito 1000 Mics all'utente UFOcast, mentre nel sito ufomachine.org troverete anche uno dei documenti trattati stasera, cioè Genesi, di Corrado Malanga, e lo troverete alla sezione download. E adesso, bando alle ciance, direi proprio di iniziare la nostra puntatona, partendo dal primo relatore, Massimo Del Genio. Allora Massimo, innanzitutto, Sì. puoi dirci, quando parliamo di Genesi, di cosa stiamo parlando precisamente? Sì, volevo fare una piccola premessa. Intanto mi sento molto onorato della tua presentazione immeritata, perché in realtà più che grande studioso sono una persona come le altre che a un certo punto della vita si è trovata a farsi delle domande, e facendosi queste domande ha sentito anche la necessità di darsi delle risposte, cercandole un po' in giro, cercandole nei libri, cercandole nel dialogo con delle persone che ne sapevano più di me, e mi considero un ricercatore popolare, ovvero questa è una radio abbastanza popolare per noi, fatta da noi e quindi dalla gente alla fin fine. E quello che al limite stiamo tentando di dimostrare è che si può parlare di temi anche complessi, anche profondi, e che sembrano essere appannaggio di caste, la casta religiosa, la casta scientifica, dunque che se tu non hai un'infarinatura o una laurea non puoi parlare di fisica, se non hai fatto il seminario non puoi parlare di religione. E tutto questo mi sembra che in questo scorcio di millennio, che molti considerano la fine dei tempi, non sia più valido. Ovvero, l'informazione deve tornare in mano nostra, dobbiamo cominciare a parlarne noi senza pregiudizi, senza paura soprattutto di sbagliare, e avendo un po' tutti un proprio punto di vista e confrontarlo tra di noi. E altra cosa che volevo aggiungere è che i documenti che riguardano la Genesi, che sono stati pubblicati ultimamente da Corrado Malanga, sono due. Abbiamo una prima versione, Genesi, e Genesi, secondo capitolo, gli dei della Valle dell'Indo, dove viene affrontato un po' più il discorso dell'uomo primo, per chi conosce questa figura che è stata ultimamente oggetto di discussione nelle varie sedi, in rete più che altro, perché come sapete bene i media non parlano molto di queste cose. Noi stiamo tentando di farlo con una radio internet, con questi presupposti che vi ho appena detto, e per cui magari potremmo anche dire delle cose imprecise, delle cose che non sono condivise, punti di vista personali. Io ho un mio punto di vista abbastanza personale, credo comunque, che si basa su quello che sono riuscito a raccogliere nella mia vita e a comprendere, nel senso di tenere dentro di me, e che alcune cose sono abbastanza chiare, altre un po' meno. Comunque credo di essere, come tutti voi, un essere in divenire. E soprattutto non fatevi influenzare del mio nome, perché è solamente un nome e non è uno stato dell'essere. Massimo Del Genio è solo il nome che mi hanno dato, per cui posso comunque essere molto stupido quando parlo. Va bene. La domanda era: di cosa parliamo quando si parla di Genesi? Io ho notato che quando si affronta questo argomento qui si confondono due punti di vista che, essendo comunque due punti di vista, ci riportano anche
alle teorie di Pribram sul cervello come lettore di ologrammi. Un lettore di un ologramma, come è stato definito anche da Bohm, che descrive l'universo come un ologramma, non come una proiezione di un'immagine finta, ma come di un sistema dove la parte più piccola contiene anche la parte totale. Un po' come con le immagini JPEG, quelle tanto sgranate. Si riduce, diciamo, la qualità, quindi il dettaglio. Alla fin fine, dentro ogni singola manifestazione dell'universo sembra esserci tutto quanto l'universo, ma in maniera un pochino meno definita. Quindi due punti di vista, ma probabilmente è lo stesso punto di vista. Quindi noi cercheremo di evitare questo dualismo e comunque esporlo in qualche maniera. Quindi la Genesi, per quanto riguarda le discipline religiose, parla della nascita in definitiva della creazione del pianeta Terra con le sue forme viventi. Questa potrebbe essere definita la cosmogonia, che non è altro che la narrazione della creazione, il mito delle origini, la leggenda, il racconto di come si sia generato l'universo. E dall'altra parte invece abbiamo la cosmologia di stampo più scientifico. È quindi un modo di analizzare le cose come sarebbero state partendo dall'analisi del momento presente. Ovvero, se io vedo che in questo momento un'automobile è in un certo punto e tra 5 minuti la vedo in un altro punto, posso supporre che 5 minuti prima fosse in un punto precedente, basandomi su queste cose qui. Questa è la base della teoria del Big Bang. Noi stiamo osservando in questo momento l'universo e le stelle che sono in espansione. Dunque, secondo la scienza, è logico supporre che ad un dato momento fossero tutte in un punto unico. Ecco che cominciamo ad affrontare il discorso della singolarità, ovvero momenti ed eventi che contravvengono alle leggi che governano proprio tutto l'impianto della scienza. Dunque la scienza stessa mostra i suoi limiti, ma anche la mitologia e anche la religione. Quindi cerchiamo di fare un po' chiarezza e di capire se c'è da prendere del buono da una parte e anche dall'altra, e cercare di osservare l'universo da due punti di vista, da un punto di vista sensibile e da un punto di vista razionale. Quando si parla di creazione di questo universo. E chi ci dice che esista solo questo universo? Ovvero noi siamo qui e possiamo osservare questa parte dell'universo. È un po' come se fossimo chiusi in una stanza per tutta la nostra vita. Chi mai ci direbbe cosa c'è fuori? Che ci sono altre stanze, altre case, macchine, altra gente? Noi questo vediamo e questa è la nostra vita. Anche il mito di Platone, la caverna di Platone, ci dice che noi potremmo tranquillamente essere lì che stiamo osservando delle ombre proiettate su una parete. Se noi fossimo legati e costretti a guardare solo in una direzione e dietro di noi si agitasse il mondo e un fuoco proiettasse queste ombre sulla caverna della parete, per noi il mondo sarebbe quella rappresentazione bidimensionale delle ombre che si muovono. Se fossimo liberati da questo gioco e potessimo andare ad osservare la realtà come essa è, magari ci potremmo rendere conto che all'inizio verremo accecati da questa luce, perché vivendo nell'ombra non saremo abituati, ma pian piano gli occhi si abituerebbero, si comincerebbero a distinguere delle cose, cominceremo a vedere animali che si muovono, un sole che splende, l'erba, gli odori e tutte quelle cose che non riuscivamo a percepire nella caverna. A questo punto saremmo tentati di tornare indietro e raccontare questa cosa ai nostri compagni di sventura. Guardate, il mondo non è quello che state vedendo, è un'altra cosa, è fatto così, 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 così. Quale sarebbe la reazione secondo voi? Questo è pazzo. Non è possibile, perché io vedo le ombre, io quelle vedo. È questo qui che mi racconta di mondi strani, leggi incredibili, infinite possibilità, perché per uno che vede solo delle ombre anche la tridimensionalità è una cosa strana, non fa parte della sua esperienza quotidiana.
ma ci sono persone che fanno questo tipo di esperienza. Qui farei una piccola parentesi parlando di quelle che sono le esperienze delle persone cosiddette addotte che nell'ambito della ricerca di Corrado Malanga, che seguiamo anche noi come umili collaboratori, notiamo avere una spiccata tendenza a vedere una realtà che non tutti vedono. Difatti vengono presi per pazzi, soprattutto dagli organi ufficiali. Dunque abbiamo dei modelli diversi della creazione. Esiste questo modello che chiameremo astrofisico, quello del Big Bang, però il Big Bang presenta una singolarità, ovvero a un certo punto tutta la materia esce da un unico punto. E questa è una singolarità molto interessante. Come fa tutta la materia dell'universo a essere concentrata in un punto? In un momento in cui addirittura non esiste il tempo. Il tempo, lo spazio e l'energia vengono creati tutti in un momento. La scienza non te lo spiega, ti dice cosa è successo una frazione di secondo dopo. Ma in quel momento preciso c'è delle armi. Ecco che però in questa maniera qui possiamo anche individuare il principio di non località, qualcosa che appartiene alla nuova scienza, alla scienza modernissima, che ci dice che non esiste un qui e un lì, tutto avviene nello stesso istante, nel famoso tempo di Planck, lo spazio di Planck, tutto quanto avviene in un infinitesimo momento e viene contenuto in un infinitesimo spazio. Questa è una cosa difficile da comprendere, ma si può comprendere se si considera che l'unica parte reale dell'universo è la coscienza. Dunque potremmo così ridurla ai mini termini e dire il pensiero. Se io sogno un mondo vastissimo, in realtà tutto quanto sta succedendo nel mio piccolo e misero cervellino umano, tutta quanta una storia, un'epopea galattica me la posso sognare in una notte, ma in realtà è avvenuto tutto nel mio cervello, in un tempo di una notte. Per cui chi ci dice che in realtà noi non siamo il sogno sognato da qualcuno, sempre ridotto ai minimi termini la cosa. E qui ci torniamo più tardi quando parleremo della Genesi vista dal punto di vista di Malanga. Poi abbiamo anche il modello religioso, mitologico della Genesi, e qui entrano in gioco gli dei. Se noi parliamo di dei a uno scienziato, questo non potrà esimersi dal fare un sorrisino, perché il Dio è imperscrutabile, tutto ciò che non può essere scrutato, la scienza non lo scruta semplicemente. Lo scienziato intelligente cede le armi e dice io non so. Quello un po' meno intelligente dice non esiste, non vale la pena di indagarlo. Da questo punto di vista possiamo dire che lo scienziato è abbastanza buddista senza saperlo, perché il buddismo, tra le varie cosmogonie, come abbiamo spiegato prima, il buddismo diciamo che se ne frega, cioè ignora le questioni riguardanti l'origine della vita. Secondo il Buddha non è interessante congetturare sulla fine del mondo o sull'inizio, perché questo porterebbe solo noia e follia. Il Buddha si concentra unicamente sulla sua illuminazione, il suo obiettivo. Vi dirò che forse non è neanche tanto stupido, perché probabilmente ci sono delle cose che vanno sentite e un po' meno analizzate da questo punto di vista qui. Le varie cosmogonie dei vari popoli, diciamo che hanno moltissimi punti in comune, ci sono un sacco di punti in comune. Ci sono delle figure in comune, ci sono questi civilizzatori che vengono dal mare, c'è il dio pesce, l'Oannes per i Sumeri, ma questa figura del pesce per esempio si ritrova anche in altre culture, per esempio gli Ainu, che sono un popolo giapponese, perché vedete, ci siamo resi conto di una cosa: la civiltà sembra muoversi da est verso ovest, viene dal sole, da dove sorge il sole, la civiltà si muove in quel senso lì. Abbiamo scoperto che la nostra cultura veniva chiaramente dai Romani. I Romani avevano preso dai Greci, i Greci avevano preso dagli antichi Egizi, e gli antichi Egizi avevano preso dai Sumeri, e i Sumeri non avevano preso dalla Valle dell'Indo. Continuando in questo senso qui, si potrebbe addirittura ipotizzare di trovare qualcosa di significativo e di antico
in Cina. E continuando a procedere verso est si tornerebbe nel continente americano. Non è che magari forse la cultura ha fatto anche più di un giro in questo senso, e quindi tornando in Egitto, ecco che gli egiziani parlano di uno Zep Tepi, un primo tempo in cui gli dei camminavano sulla terra. C'erano gli dei ed erano grandi ed avevano dei poteri spaventosi. Spaventosi fino a un certo punto, perché oggi, per esempio, quando vediamo certe iscrizioni e leggiamo delle cose e sentiamo parlare di questi poteri, in realtà di cosa si trattava? Si trattava di dominare le forze dell'universo, la fisica in realtà, e quindi si ritrovavano in grado di fare delle cose che venivano considerate dei prodigi. Anche le stesse costruzioni di cui parleremo più avanti, ancora oggi sono dei prodigi, ma altre cose, come per esempio, che ne so, le cose che volano e sono abitate, oggi le abbiamo, sono gli aerei, sono gli elicotteri, sono tutta la tecnologia che abbiamo oggi potrebbe essere prodigiosa per una qualsiasi persona che non abbia il grado culturale o di coscienza per comprenderla questa cosa qui. Poi abbiamo tantissimi modi, abbiamo diverse concezioni della creazione. Per esempio, Babilonia, l'antica Babilonia, che come sappiamo i babilonesi discendono dai Sumeri, un po' come l'antico Egitto discende dall'antichissimo Egitto, e abbiamo figure, simboli e dei che si sovrappongono, che si assomigliano, ma si assomigliano anche a quelli della Valle dell'Indo. Per cui potremmo dividere, diciamo, la concezione della nascita dell'universo in tre modi di vedere la cosa. Due divinità che lottano, il bene e il male, Shiva e Vishnu, piuttosto che Enki ed Enlil nella mitologia sumera. Comunque due principi, lo yin e lo yang, i Deva e gli Asura, quindi forze del male, forze del bene, forze dell'oscurità, forze della luce, che lottando insieme creano un universo. Dunque questa prima idea di dualismo, che ci dice che noi siamo in un universo duale. Questo ce lo dice la nostra osservazione della realtà, dunque non abbiamo neanche tanto bisogno di andare a leggerlo in giro o di farcelo dire da qualcuno, lo osserviamo. Tu puoi andare in avanti o in indietro, a destra o a sinistra, in alto o in basso, puoi scegliere sì, puoi scegliere no. Esiste una terza via che è la non scelta, oppure la scelta di entrambe le cose. Però in generale ci rendiamo conto di essere in un universo dualista. Un altro modello è quello che vede un'unica divinità che crea tutto, quindi crea anche il male. Questo è tipico delle religioni monolatre, attenzione, perché monoteistiche significa comprendere solamente una divinità, mentre sappiamo benissimo che anche nella Torah, piuttosto che sì, nel Pentateuco o nel Vecchio Testamento, sono identificati altri dei, per esempio anche il comandamento non avrai altro Dio all'infuori di me. Se ci fossi solo io non avrei nemmeno bisogno di farla questa dichiarazione, cioè non ci sono altri dei, ci sono io, perché mai ti devo suggerire di non avere altri dei? Dunque vuol dire che ce n'erano altri, però questa è un'idea di come possono essere andate le cose. Altre cosmogonie vedono l'universo nascere da un uovo cosmico, dunque da un'unità che non ha caratteristiche antropomorfe o di pensiero, è un principio, un qualcosa da cui nasce tutto, da cui forse nasce anche il detto è nato prima l'uovo o la gallina. In questo caso pare che sia nato prima l'uovo. Abbiamo poi questa nuova, in realtà questo modo di rivedere un po' tutto quanto in una chiave moderna, che ci è stata presentata da Corrado Malanga e che viene dai dati raccolti anche in ipnosi da un sacco di esperienze fatte da diverse persone che, non conoscendosi tra loro, dicevano la stessa cosa. E questo ci ha fatto pensare che potesse esserci qualcosa di vero.
Per cui sono stati pubblicati questi due documenti che vi consiglio caldamente di leggere, perché potremmo anche darne una lettura pubblica, ma non sarebbe comunque onesto, secondo me. Ci riferiamo magari in qualche modo a qualche passo, però vanno letti e vanno visti, ognuno secondo la sua coscienza. E quindi questo più o meno, Caruso, è quello che si può intendere come la genesi dell'universo è una cosa, la creazione dell'uomo e della vita e delle cose hanno sempre come dire, un punto di vista geocentrico, cioè la Terra. L'uomo è il centro della Terra e la Terra come habitat dell'uomo. E tutto il resto? Quando arriva la Terra? Chiaramente prima nasce l'universo e poi arriva la Terra. E prima cosa c'era? Dunque vediamo che ogni spiegazione presenta delle lacune e la visione scientifica ha dei limiti. La versione religiosa e mitologica lavora per simboli che vanno interpretati in qualche maniera e sovrapposti lungo tutte quante le cosmogonie per vedere quali sono le cose in comune, scartare quello che sembra essere un po' più, tra virgolette, assurdo, perché poi quel che è assurdo ieri, domani può diventare certezza, e comunque trovare un qualcosa che ci possa dare più o meno un'idea globale del tutto. Ecco, grazie Massimo, ma e quindi ci hai descritto un po' la cosmologia, la cosmogonia e ci hai detto anche che ci sono vari modi di definire la Genesi, appunto anche Sì, attraverso l'occhio della scienza, il punto di vista un po' della scienza ufficiale, riprendendo appunto il discorso del testo Genesi di Malanga. certo. Sappiamo comunque che per descrivere un evento di solito bisogna averlo osservato prima. Ma in questo Esatto. caso come ci poniamo? Esatto. Proprio in effetti questo è un punto importante perché come fai a descrivere una cosa se non l'hai vista? Eh beh, E come fai a descrivere la creazione dell'universo se tu fai parte della creazione dell'universo? Quindi devi essere ancora stato creato e già lo descrivi. Allora, la scienza cosa fa? Risale e si basa sull'osservazione. Per esempio, quando noi osserviamo una stella e lo spettro luminoso di questa stella dà verso l'infrarosso, secondo l'effetto Doppler, stiamo capendo che questa è in allontanamento. Quando invece lo spettro è verso l'ultravioletto, sappiamo che è in avvicinamento, perché l'effetto Doppler praticamente lo si può riscontrare anche nell'audio, quando ti passa vicino un'ambulanza. Prima, quando è lontana e si avvicina verso di te, il suono è più acuto, neno, neno, quando invece poi ti passa, neno, neno, va più giù. Perché? Perché le onde viaggiano lungo il tempo, viaggiano lungo lo spazio, dunque sono più distanti tra loro quando l'oggetto, cioè sono più vicine tra loro quando l'oggetto è in avvicinamento, quindi aveva una frequenza più alta, e sono più lontane tra loro quando l'oggetto è in allontanamento. Quindi noi osserviamo le stelle, capiamo questa cosa sullo spettro della luce e facciamo delle previsioni su come poteva essere prima. Da questo si deduce che l'universo sembra essere in espansione. Addirittura nuovi studi a riguardo ci danno questo tipo di espansione come locale, ovvero in alcuni punti ci sono queste espansioni, ma probabilmente generalmente è in contrazione. Ora, qui non vorrei andare proprio sull'astrofisica perché non è il mio campo, però da quello che ho letto mi sembra di capire che non ci si basa più su un universo inflazionario che si sta espandendo totalmente e tutto alla stessa velocità, ma ci sono dei punti che localmente si stanno ricontraendo verso quello che definisce la scienza il Big Crunch, che è il contrario del Big Bang. Dunque ci si espande e poi si torna all'origine. Interessante questa cosa. Cioè partire da un punto zero, espandersi e poi ritornare allo stesso punto. Dal punto di vista invece cosmogonico abbiamo appunto tutti questi modi di vedere
di vedere appunto l'evento della creazione. E come tu dicevi giustamente, ma chi è che l'ha vista? Come si fa a raccontare questa cosa? Beh, sembra che i Sumeri questa cosa riuscissero a farla. Però attenzione, perché quando si parla di creazione, l'Enuma Elish, il poema epico della creazione dei Sumeri, parla della creazione del sistema solare, che probabilmente all'epoca era già comunque un modo molto più avanzato di vedere il mondo, che nelle religioni e nelle mitologie successive viene visto come il pianeta Terra e i suoi abitanti. No, loro già vedevano un sistema solare, dunque già conoscevano la natura del Sole, già sapevano che la Terra girava attorno al Sole, per esempio. Noi abbiamo passato un periodo molto oscuro nella storia della nostra cultura in cui siamo regrediti. Tiziana poi credo che potrà essere molto più chiara sul modo di procedere della conoscenza e della cultura, ma comunque non è lineare. In qualche maniera sembra che succedano delle cose per cui a un certo punto certe cose non devono essere dette, non devono essere svelate, in certi momenti della storia invece vengono svelate, per cui non è un processo lineare come molta gente vuole credere. Cosa dicevano i Sumeri? Beh, i Sumeri dicevano che esisteva la Terra, che c'erano anche gli altri pianeti e addirittura ce n'era un altro che aveva un'orbita talmente eccentrica da farlo stare fuori dal nostro sistema solare per gran parte del tempo e con un ritorno ciclico, il famoso Nibiru. Molti dei nostri ascoltatori sanno benissimo di cosa sto parlando. Il pianeta cosiddetto X, che X potrebbe stare anche per decimo, ma perché noi vediamo 9 pianeti e quindi questo potrebbe essere il decimo, però i Sumeri vedevano anche il Sole e la Luna come corpi celesti del sistema solare a tutto diritto e per cui diventerebbe il 12°. Bene, cosa ci descrivono i Sumeri? Ci descrivono una situazione di generazione dei pianeti a partire da delle forme. Il Sole inizialmente aveva 2 corpi che gli giravano intorno e questi erano rappresentati da delle divinità. Tutto il poema parla della grande guerra nei cieli. Molti di voi conosceranno benissimo l'autore Zachary Sitchin, che è mancato l'ottobre scorso e ha lasciato però un'eredità culturale non indifferente e ha influenzato moltissime persone. Oggi ci sono molte persone che scrivono libri basandosi sulle sue ricerche. Alcuni dicono qualcosa di nuovo, ma comunque non è che si riesca ad andare molto oltre questa cosa qua, perché il nostro Sitchin era riuscito in qualche maniera a dare un connotato, oggi diremo pseudoscientifico, anche se non so più cosa sia pseudo e cosa sia reale, a tutto quanto l'impianto della Genesi sumera. E quindi era riuscito anche a intravedere in determinati sigilli, in determinate rappresentazioni, la struttura del sistema solare. Addirittura in una famosa incisione c'è il disegno di questa palla al centro e di queste altre palline intorno, che alcuni hanno visto, seppur con qualche imprecisione, perché per carità, voglio dire, non sono mappe stellari, sono pur sempre delle incisioni e non dimentichiamo che potrebbero benissimo essere cose che sono state viste e poi riprodotte magari da un essere tra virgolette inferiore, come può essere lo scriba del caso, che per la stessa ragione il calendario del popolo azteco, dei popoli mesoamericani, lo Tzolk'in, è rappresentato nella pietra, ma chi ci dice che chi ha visto queste cose non le avesse viste, avesse visto un oggetto reale e poi riprodotto nella pietra? Anche le famose pietre di Ica. Le pietre di Ica sono delle pietre che sono state trovate che sembrano mostrare per esempio gli esseri umani contemporanei ai dinosauri, cosa che per la scienza sembra non essere possibile, questa cosa qui. Ma chi ci dice, anzi vi dirò di più, ce n'è una in particolare dove si vede una cosa che sembra un trapianto di cuore, pazzesco, un trapianto di cuore all'epoca. Addirittura c'è una donna gravida attaccata con delle cannule, sembra, al paziente che deve ricevere questo trapianto, in una pietra antichissima.
Ma come? Questi già facevano queste cose? Certo, o forse no, le hanno viste fare e le hanno riprodotte in qualche maniera. E noi ci troviamo delle volte queste testimonianze qui e vogliamo convincerci, vogliamo crederci che siano l'originale, mentre in realtà potrebbero essere semplicemente delle rappresentazioni artistiche. È come se noi tra 20.000 anni trovassimo un'opera d'arte di Picasso e dicessimo però che strani che erano gli uomini all'epoca. No, non erano così, però si possono individuare delle cose che ci parlano magari della storia di quell'epoca lì. E, Mm, sì, sì, dimmi, dimmi. ci vuoi parlare, magari approfondendo leggermente a riguardo di Sitchin, anche di qualcosa che ha a che fare con gli Anunnaki e perché si chiamano Anunnaki? Sì, allora questi erano i famosi, il popolo degli Shem, il popolo dei razzi, i popoli dei razzi fiammeggianti, quelli che venivano dal cielo. Allora, quello che è emerso dallo studio della sumerologia, chiamiamola, è che si utilizzavano modi di dire, si utilizzavano addirittura dei segni, comunque si usava scrivere le cose in modo che avessero più significanti, più significati. E questo lo abbiamo visto anche successivamente, dove vediamo per esempio il pantheon classico degli dei che corrisponde anche al sistema solare. Abbiamo il dio Mercurio che corrisponde a un pianeta, Venere corrisponde a un pianeta, giusto? Abbiamo anche nelle culture, in molte culture che adorano il disco solare, è un dio ma è anche un corpo celeste. Dunque, quando si parla di esseri che discendono dal cielo, si possono interpretare sia come antichi astronauti, sia come figli o discendenti della divinità principale sumera, che era An, che poi diventa Anu per i babilonesi. E quindi Anunnaki potrebbe anche significare i figli di An, coloro che discendono da An. An era la divinità che rappresentava il cielo, quindi anche coloro che discendono dal cielo. Attenzione, non vuol dire che sia vera una o che sia falsa l'altra, può darsi che siano vere entrambe. Quindi questo popolo a un certo punto sembra che arrivi sulla Terra e sulla Terra trovano risorse di cui loro avevano bisogno. Anche qui abbiamo un'altra strana analogia, perché secondo Sitchin gli Anunnaki arrivano sulla Terra per cercare l'oro. Sì, la sua teoria è quella che, ovvero quello che lui trae dai suoi studi è che questo popolo, che diremo extraterrestre, addirittura extrasolare, aveva bisogno di questo metallo prezioso per un problema che aveva a che fare con il loro pianeta, ovvero sia l'erosione dell'atmosfera. Sembra che l'oro messo in particelle sospese nell'atmosfera avrebbe impedito al loro pianeta di perdere l'atmosfera. Noi sappiamo che con un'orbita così eccentrica e così lontana dal Sole, così in un formato così ellittica, non potrebbe davvero ospitare la vita così come la conosciamo. Ma noi sappiamo che, sempre secondo questa teoria qui, gli Anunnaki creano l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco che poi questa leggenda diventa anche il Vecchio Testamento, con altri connotati. Non abbiamo più una serie di divinità plurale, Elohim plurale, diventa uno solo il Dio, ma comunque le vicende sono quelle. Abbiamo la creazione dell'uomo, Adamo per il Vecchio Testamento, Adapa per i Sumeri, il diluvio, tutta una serie di racconti che sono presenti nel Vecchio Testamento sembrano provenire dall'epopea sumera. Questi vengono sulla Terra a cercare l'oro. Noi sappiamo che esiste anche un'analogia alchimistica tra l'oro e la divinità, dunque trasformare il piombo in oro potrebbe significare anche trasformare l'uomo in Dio, ovvero sia nella sua massima espressione nell'universo, un essere più elevato, quindi staccarsi dalla materia inerte e non nobile e nobilitarsi in una versione aurea. Ecco che Sitchin comincia ad avere un piccolo collegamento con le teorie di Corrado Malanga. Dunque può darsi che questi
venissero da queste parti a cercare cosa? A cercare la divinità, a cercare quella parte delle entità che popolano questo universo che è più vicina al divino. Anima si direbbe. In ipnosi viene fuori anche questo, che l'alieno dice noi siamo venuti qui perché c'è l'aria buona. L'aria buona, benissimo, ma voglio dire, siete venuti a fare la scampagnata in montagna o cosa? Aria è anche questo un simbolo. Aria è il simbolo di anima. Aria è uno dei 4 elementi con cui identifichiamo anche l'essere umano. Corpo, spirito, mente e anima si traducono in terra, fuoco, acqua e aria rispettivamente. Dunque ecco che abbiamo un altro modo di interpretare Sitchin, diremo in chiave malanghiana, quindi a questo punto, per cui siamo in grado veramente già di tracciare un parallelismo tra quelle che sono, tra quella che è la Genesi, come tra un po' cominceremo a spiegarla nel dettaglio, e quelle che sono le antiche il racconto dell'origine secondo uno dei popoli più antichi che possiamo analizzare. Vi ricordo che comunque il cuneiforme non è stato scoperto da molti, non è stato interpretato da moltissimo, non ha diciamo uno studio come può averlo avuto il greco piuttosto che l'egiziano, è una cosa relativamente recente. Figuratevi che si pensava che il cuneiforme, tutti questi trattini fatti a cuneo, in realtà fossero solo dei motivi decorativi. Si scopre poi che in realtà è una lingua ben strutturata e che ci parla di epopee e di fatti che poi ritroviamo perfettamente sovrapponibili anche nel Vecchio Testamento. Ci sarà per caso una volontà da parte di chi segue un tipo di religione di nascondere una verità che appartiene a un altro tipo di cultura? Non lo so, ma il sospetto è molto forte. Bene, Massimo, ti fermo un attimo per porti un altro quesito. Siccome ci hai parlato in termini di pseudoscienza, come hai usato tu, Sì. diciamo così, con Sitchin, e ci hai parlato degli Anunnaki, e ci hai parlato di diverse culture, ti vorrei chiedere anche di esporci un po' quello che dice Corrado Malanga nel suo testo Genesi, visto che Corrado Malanga comunque è considerato uno dei grandi scienziati a livello mondiale, soprattutto per la chimica, ma anche per quanto Certo. riguarda l'ufologia. Sappiamo che lui ha proposto una ricostruzione particolarmente adeguata anche da un punto di vista proprio a carattere scientifico della Genesi. Certo. Ce ne puoi parlare un po'? Sì, come no, però c'è da riconoscere che probabilmente Corrado va visto come un moderno alchimista. Lui non si basa solamente su quelle che sono solo le prove verificabili in laboratorio. Questa è una parte molto importante del lavoro, ovvero sia il metodo scientifico. Quello che si tratta in questo argomento qui è considerato tuttora ascientifico, non c'è nessun tipo di pretesa che tutto quanto abbia dei connotati scientifici, proprio perché, come dicevamo poco fa, la scienza ha i suoi limiti. Se la scienza mi deve riprodurre tutto in laboratorio, evidentemente la creazione dell'universo non esiste, perché non la puoi riprodurre. Ci sono molte cose che non possono essere riprodotte in laboratorio, per cui la scienza se ne disinteressa. Da quel punto di vista spero buddista, cioè mi interessa il fine e non qualcos'altro. Sappiamo però Che non è così. Sappiamo Infatti. però anche che Corrado Malanga è riuscito, diciamo così, a far combaciare diversi caratteri storici a carattere anche come no. scientifico all'interno di questo documento, appunto, Come che no. si chiama Genesi. Certo, ma non è stato lui. Facendo un passo indietro, noi abbiamo visto che moltissimi degli addotti in ipnosi descrivevano questi alieni che ti vengono a rapire, che ti portano nei dischi volanti, e dunque rapimento, dischi volanti, alieni che ti dicono io sono il tuo Dio, tu sei mio, io ti ho creato. Nella Bibbia abbiamo i carri infuocati che volano, no? Ci sono un sacco di testimonianze non solo di UFO, perché quella potrebbe essere anche una cosa che ci interessa relativamente, molto bella da indagare, molto interessante, ma parliamo delle entità. Queste entità
che vengono e cosa vogliono? Vogliono l'anima. E cosa vuole il diavolo da sempre? Vuole l'anima. E rapiti in cielo da viventi. Queste sono frasi che venivano, che troviamo scritte nel Vecchio Testamento e in altre religioni. Abbiamo viaggi al di fuori della terra, dove anche per esempio nel Ramayana Rama fa un viaggio e lo fa a bordo di uno di questi carri volanti, di queste città volanti venivano chiamate, dove descrive perfettamente la Terra come viene vista dallo spazio, che prima della missione Apollo nessuno sapeva, cioè non era ancora stata osservata. Torniamo al discorso di prima: se una cosa non la osservi non la puoi descrivere. Questi erano in grado di descrivere 8000 anni fa come funzionavano le cose, allora in qualche maniera dovevano esserci stati, dovevano averla vista questa cosa, o comunque doveva essergli stata raccontata. Nelle ricerche saltano fuori questi personaggi e salta fuori l'alieno di tipo Lux, che assomiglia tanto a un angelo, un bambino di luce. Salta fuori l'alieno che dice di chiamarsi Ra, che ha delle caratteristiche molto simili all'Horus egizio. E anche per esempio gli alieni con gli occhi di gatto, che possono essere i famosi orange, che possono essere sovrapposti per esempio a un mammiferoide di tipo felino. Ecco che abbiamo anche alcune divinità leonine, abbiamo però anche un altro tipo di interpretazione di questa cosa, che magari ne parleremo più avanti, ma in generale quello che dice Corrado si basa sull'analisi di un fenomeno con un metodo scientifico e la sovrapposizione di tutto questo con la mitologia, perché nel mito c'è la verità. Il mito ci parla della verità. Oggi stiamo scoprendo molte cose che riguardano la realtà delle cose estrapolabili dal mito. Nel documento Genesi si fa una sovrapposizione di quello che è uscito nell'ipnosi, appunto tramite questo metodo, e la Cabala ebraica, l'albero della vita, che molti di voi conoscono e che comunque potete benissimo cercare in questo momento in rete il termine Cabala e vedere come è fatto quest'albero della vita, tanto per farmi un'idea, a meno che non vi siate già scaricati il documento, per cui ce l'avete sotto gli occhi in questo momento. Sono stati utilizzati appunto gli addotti in qualche maniera come dei remote viewer, gente che poteva andare a vedere le cose come erano realmente strutturate, e per tentare di formare in qualche maniera un organigramma di quello che è stata la creazione. Ed è venuto fuori un universo in 3D che, stranamente, sembra proprio assomigliare a questa Cabala. E allora abbiamo il punto zero di cui parlavamo prima, la coscienza. La coscienza, dunque il pensiero, ma neanche il pensiero, l'essere, colui che è e che è sempre stato, che a un certo punto si desta, si rende conto di essere, ma non sa come è fatto, ha bisogno di conoscere come è fatto. E quindi per far questo crea uno specchio in cui specchiarsi. Lo specchio diventa l'intero universo, ovvero sia quest'essere è tutto, e per cui la sua rappresentazione olografica, potremmo dire, o potremmo anche dire materiale, dipende da come la vogliamo vedere la cosa, non è altro che quello che noi siamo. Ecco che nella teoria olografica dell'universo di Bohm, ogni parte di noi è una parte, ogni singolo individuo è una parte di questa coscienza. Ora, anch'io, se avessi dei poteri illimitati, cosa farei? Mi metto a creare io con le mie mani? Ma che? Cioè, creo dei creatori, fate voi il lavoro sporco, anche perché non è detto che questo sia l'unico universo. Noi siamo in un universo che ha delle caratteristiche ben precise. La caratteristica fondamentale è quella di essere duale. Quindi ci sono due creatori, uno di qua e uno di là. Torniamo all'idea delle due divinità che lottano tra di loro, e dunque di un universo creato da due coscienze, cioè da due emanazioni della coscienza, che chiameremo creatori. Creatore 1 e creatore 2. Questi creatori si rendono conto che la cosa più importante, si rendono conto,
pesate bene quello che dico, perché è come se parlassi di due persone umane, ma naturalmente la natura di queste forze, di questi principi, che potrebbero anche essere definiti come yin e yang, quindi dei principi creatori più che delle entità coscienti. Questo non lo so, non posso saperlo, ma comunque mi trovo molto meglio a umanizzarli, antropomorfizzarli in qualche maniera. Dunque questi dicono, beh, l'unica cosa qui, che essendo noi immortali, essendo noi emanazioni della coscienza pura, l'unica cosa che qua ci manca da sperimentare è l'inizio e la fine, dunque la nascita e la morte. Cominciamo a dividere le cose. Un creatore, diremo il creatore di qua, il creatore 1, decide di creare un essere che faccia l'esperienza della nascita e della morte per conto suo. Prima si era pensato che la creazione partisse dalle forme aliene per arrivare all'uomo. Poi le cose sono andate avanti e si è capito che con ogni probabilità quelle che venivano chiamate gerarchie superiori nelle esperienze ipnotiche dei nostri addotti diventano proprio questo uomo primo, che quando inizialmente veniva individuato come un qualcosa che in qualche maniera fosse un nostro papà, un nostro lontano antenato, che in qualche maniera lavorasse, che in qualche maniera potesse muoversi e lavorare per noi, quindi fosse il famoso alieno buono, no? Che si cerca, che si cerca di capire se esiste o no. Alla fine viene fuori che tutto quello che fa, ogni sua carezza, nasconde un significato e un motivo ben preciso, perché anche lui non aveva nessuna voglia di fare questa esperienza. L'uomo primo, dotato di anima, l'uomo perfetto, l'Adam Kadmon, quello che può parlare con Dio, quello che conosce tutti i nomi delle cose, quello che secondo la religione quello di cui è invidioso il diavolo, quello che sta dall'altra parte, che quindi anche lui a un certo punto si trova a dover fare questa scelta. La faccio io l'esperienza della morte o la faccio fare a qualcun altro? Ovviamente sceglie di farla fare a qualcun altro e quindi comincia a creare anche lui, e quindi si vengono a concretizzarsi, le crea lui, altre forme di vita, quelle che noi definiamo alieni. Dunque attenzione al termine, perché il termine significa semplicemente diverso da sé, qualcosa che è diverso da me mi è alieno. Addirittura per gli statunitensi il termine alien significa semplicemente straniero, una cosa che non conosco, una cosa che mi è diversa. Scendendo quindi di livello verso questa creazione che si dipana nel tempo, nessuno vuole fare l'esperienza della morte. L'esperienza della morte deve essere fatta in qualche maniera da una parte coscienziale molto importante, che è quella di anima. Anima del primo creatore, non deve fare l'esperienza della morte, ma, scusate, l'anima dell'uomo primo deve fare l'esperienza della morte, ma l'uomo primo non ci sta e vuole farla fare a qualcun altro. Gli alieni stessi, non volendola fare, creano un qualcosa di simile all'uomo primo, per in qualche maniera intrappolare questa componente animica e usarla per i loro scopi. Noi ci troviamo all'ultimo gradino della creazione, noi siamo quelli che devono fare il lavoro sporco, noi siamo l'uomo secondo, quello che è nato per ultimo e che alla fine ricorda, ovvero la parte coscienziale e animica, ricorda questo primo uomo come un gigante, come un essere che la parte animica vedeva come un padre con la barba bianca che sta nei cieli. Non so se vi ricorda qualcosa questa immagine qui, però avevamo un po' sbagliato ad individuare la divinità in questa figura antropomorfa. Certo, è antropomorfa, in che senso? Ma può darsi che ci assomigli in qualche maniera nella forma fisica, però non ha molto a che vedere con noi. Ci è parente, ma non ci vuole bene come un parente, nel senso che ci sta in qualche maniera usando per fare un'esperienza che lui non vuole fare.
Dall'altra parte abbiamo un altro creatore, un creatore che decide di fare un'esperienza diversa, va da un'altra parte, ma la sua parte animica non ci sta, perché va in una parte dove c'è un universo in chiusura, un universo che sembra essere bidimensionale, dove non sono permesse determinate cose e dove la sua parte animica non accetta di fare quella scelta lì. Ecco che lui si trova da un'altra parte e non può più venire di qua. Un po' come l'idea dell'inferno, di Satana, che si trova da un'altra parte e non può più venire di qua, e che vuole l'anima perché è sua e la rivuole. Da qualche punto di vista avrebbe anche ragione, nel senso che era sua, però ha fatto quella scelta lì. Sua è un termine grosso, gli apparteneva, faceva parte di lui, non fa più parte di lui per una sua scelta, libero arbitrio. Hai fatto quella scelta, accettane le conseguenze. Non volendo accettare le conseguenze, comincia a fare anche lui una sua creazione, e dall'altra parte, la chiameremo così, viene creata tutta quella serie di alieni incorporei che noi poi abbiamo individuato come per esempio il famoso Ra di cui si parlava poco fa. In realtà Ra è l'entità che sta dentro l'alieno Horus, che è quello famoso con il becco, con il terzo occhio, con l'organo di senso che ricorda l'acconciatura dei faraoni, con la famosa barba cerimoniale, insomma, quello che individuavano gli antichi egizi, che per i Sumeri era probabilmente Marduk, probabilmente, e tutte quante le varie famiglie di dei, Osiride, Iside, abbiamo Ishtar, abbiamo Enlil, Enki, sono sovrapponibili e si comportano più o meno alla stessa maniera. Ecco che la Kabbalah ci fornisce questo albero della vita che sembra essere lo stesso, anzi è perfettamente sovrapponibile a questa, chiamiamola cosmogonia, cosmologogonia, sviluppata da Corrado Malanga e da tutte le persone che si occupano di ricercare in questo senso qui. Ecco, Massimo, intanto che stavi facendo questo percorso all'interno appunto dell'argomento Genesi, mi stavo chiedendo, ma allora a questo punto, quelli che noi chiamiamo i testi sacri, che hanno a che fare con molte religioni, perché testi sacri non ha a che fare soltanto con la Bibbia, lo sappiamo, ma ha a che fare anche con altre religioni, appunto, Certo. altri modi di vedere la spiritualità. Che tipo di attendibilità hanno legati a questo argomento Genesi? E i testi sacri hanno un'attendibilità direttamente proporzionale alla nostra voglia di individuare i significati profondi che stanno dietro la simbologia. Abbiamo capito che la comunicazione procede per varie forme, per vari stadi. All'inizio c'è l'archetipo è il principio primo. L'archetipo produce poi un simbolo dal quale poi escono colore, immagine, suono e fonema. Il fonema e poi quindi anche poi la parola scritta sono l'ultimo gradino di questo percorso, quindi facilmente misinterpretabili, Caruso, come tu puoi capire. C'è anche l'episodio per esempio della Torre di Babele, in cui l'uomo, volendo essere simile a Dio, comincia a costruire questa torre qui, e gli dei arrabbiati per questo confondono il linguaggio, e dunque noi ci troviamo oggi che non c'è più una lingua unica, ma tante lingue. Molte persone cercano di vedere grandi verità nascoste dietro dei fonemi, non rendendosi conto che il fonema è molto confuso. Certo, molte lingue si assomigliano, hanno radici comuni, però non si può essere così superficiali, secondo me. Secondo me dobbiamo andare proprio andare sempre più indietro. Quando andiamo per esempio ad analizzare le civiltà del passato, ma andiamo più indietro che possiamo, e più indietro andiamo e più riusciremo a trovare un messaggio vero, autentico e con una simbologia corretta, non mediata. E
tal proposito, sì, che validità possono avere? Nei testi sacri ci sono molte verità. Ci sono, per esempio, si parla di questi giganti, no? L'uomo primo viene descritto come un essere molto alto e con una capacità di manipolare le leggi della fisica molto più avanzata della nostra. In qualche maniera, se volessimo, potremmo anche considerarlo un progenitore evoluto, forse lo stesso che costruiva le famose strutture megalitiche del passato, quello che poteva, vista la sua altezza, alcune città antiche del Mesoamerica, da Tecnoticlan a Tiahuanaco, si dicono essere state costruite in una notte da un popolo di giganti. E chi erano questi giganti? Cosa facevano? Noi oggi troviamo queste pietre che ci parlano di un passato, perché nelle pietre c'è il passato, perché parleremo anche di un altro episodio molto attendibile di testi sacri, che è quello del diluvio. È una cosa che è accaduta, non ci sono dubbi ormai che si tratta di una cosa davvero accaduta, che mette anche, diciamo, in forse, o comunque si affianca alle teorie, per esempio, sulla tettonica a placche, sulla formazione dei continenti nel nostro pianeta, che però non ci fa più vedere le glaciazioni come eventi molto lenti che si dipanano nelle ere, nelle migliaia di anni, ma un evento catastrofico unico che ha cambiato per sempre la faccia del nostro pianeta. Si parlava un tempo di un anno di 360 giorni, il 360 ci descrive l'angolo giro, il modo di definire lo spazio degli antichi sumeri, che come sapete tutti usavano un sistema di numerazione sessagesimale che noi ancora adesso abbiamo per quanto riguarda il calcolo delle ore. Quindi tempo e spazio noi lo consideriamo ancora come facevano loro, con un angolo di 360 gradi e con una giornata divisa in 24 ore. E quindi abbiamo queste testimonianze, abbiamo pietre. Se io volessi lasciare un messaggio per i miei posteri, non lo scriverei certamente sulla carta, sapendo che magari nelle ere potrebbe perdersi, si potrebbe cambiare la lingua, le lingue potrebbero essere confuse, non si potrebbe più capire niente. Quale potrebbe essere la lingua universale? Ecco che le lingue davvero universali sono astronomia e matematica, non dipendono da nessuna cultura. La matematica, 1, 2, 3, sono comuni a tutti i popoli. L'astronomia, i cieli, come sono fatti, restano così, si spostano poco. E ci sono moltissime cose, moltissimi segnali nei testi sacri che ci danno questi indizi qua, a livello simbologico e a livello numerologico. Però sarebbe interessante parlare un pochino più approfonditamente dell'aspetto poco chiaro della storia, così come ci è stata data, partendo proprio da queste mura, partendo proprio dalle testimonianze. Bene, infatti Max, intanto ti ringrazio, poi ti riacchiapperò dopo con un paio di domande. Sono qui. E mi riaggancio un attimo a quello che hai detto riguardante la matematica e riguardante anche gli astri, i pianeti. Sappiamo che un po' questo legame c'è nell'architettura antica. Certo. E stasera abbiamo Tiziana, appunto, che ci farà un po' il punto della situazione sulle mura megalitiche. Intanto ci sei, Tiziana? Ci sono qua. Bene, vorrei farti partire subito con la prima domanda, e cioè questa qua. In quale momento o periodo dell'evoluzione umana compaiono le civiltà megalitiche in Europa? Allora, innanzitutto c'è da fare il punto sul discorso dell'evoluzione umana e Massimo già accennava a questo argomento. L'argomento dell'evoluzione umana noi siamo abituati a considerarlo come un processo lineare, un processo che ha portato gli ominidi che popolavano la Terra a trasformarsi e quindi a svilupparsi gradualmente e progressivamente nell'essere umano attuale con tutte le sue conoscenze. In realtà non è così.
Quindi anche volendo soltanto tenere in considerazione i dati che sono ritenuti validi ufficialmente sulle varie discipline che riguardano lo studio dell'evoluzione umana e che comprendono tra l'altro delle scienze ben precise per vedere come è andato questo processo di ominazione, così per dirla in maniera scientifica si chiama, che sono la fisiologia, la primatologia, l'archeologia, la geologia, la linguistica e la genetica, ci si accorge, se si guardano queste cose in maniera attenta, che qualcosa non quadra in questo andamento evolutivo, che si vuole far passare appunto come un processo di costante e di progressivo miglioramento. Le cose non sono andate così. Infatti appare evidente che le culture non procedono nel medesimo senso e alla medesima velocità. Cioè, guardando le diverse civiltà si può notare che esistono, per esempio, degli improvvisi e inspiegabili balzi in avanti nel complesso di conoscenze, cioè le tradizioni e i saperi che i popoli poi consideravano fondamentali di essere trasmessi alle generazioni successive. Quindi che cosa succede? Che l'evoluzione culturale in realtà non procede in maniera lineare, bensì, come diceva appunto Massimo, salta, si ferma, può balzare in avanti o lateralmente, oppure addirittura può retrocedere. Facciamo degli esempi. L'agricoltura è una pratica che si scopre all'improvviso. In particolare, per esempio, l'agricoltura a terrazza, che è un sistema di coltivazione estremamente evoluto, si diffonde subito dopo il cosiddetto diluvio universale. Oppure, vi siete mai domandati come gli esseri umani abbiano riconosciuto i cibi commestibili da quelli non commestibili? Che cos'è che ha detto loro cosa mangiare, cosa andava bene per loro, cosa non andava bene, cosa poteva addirittura fare del male? Quindi ecco che ci viene il sospetto che c'è qualcosa che interviene dall'esterno e permette questi salti, questi balzi evolutivi. Ora, che sia il cosiddetto Dio, gli alieni, oppure magari, perché no, il ritorno di una civiltà precedente che in qualche modo torna a farsi sentire e a far ritornare a galla una conoscenza più antica. Quindi questo è il discorso, Caruso, che mi sembrava giusto focalizzare sulla evoluzione umana. Certo, ci mancherebbe altro. Hai fatto benissimo a fare il punto della situazione. Però giustamente tu volevi... Esatto, per quanto riguarda invece il momento, il periodo dell'evoluzione umana in cui compaiono le civiltà megalitiche in Europa. Sì, giustamente tu mi chiedevi delle civiltà megalitiche. Per rispondere direttamente a questa domanda possiamo dire che una vera e propria architettura così definita si può far risalire al periodo neolitico, quindi a partire dal IV millennio avanti Cristo. Ci sono delle tribù di pastori e di agricoltori che edificano i primi rozzi monumenti che sono però che hanno una caratteristica comune, sono caratterizzati dai megaliti, dal greco megas, che significa grande, e litos, che significa pietra. Non sono mai abitazioni vere e proprie, piuttosto opere pubbliche tipo monumenti, tombe collettive oppure dei recinti culturali che erano praticamente una sorta di tempio all'aperto dove la gente si riuniva e si facevano delle cerimonie o qualcosa del genere. Quindi si può supporre, in base a quello che riusciamo a sapere, che in Europa si sia sviluppata una civiltà megalitica che si è diffusa probabilmente a seguito degli scambi commerciali, perché ovviamente insieme alle merci viaggia anche la cultura, e o attraverso la cosiddetta migrazione rituale, detta sciame votivo o primavera sacra, conosciuta tra l'altro anche dai latini, la chiamavano ver sacrum, proprio primavera sacra. È interessante questa usanza rituale che veniva praticata da queste popolazioni più arcaiche.
Che cosa succedeva? Che per far fronte all'eccesso di popolazione che portava a gravi problemi di sopravvivenza, soprattutto nei luoghi per esempio meno ospitali oppure in caso di calamità, di carestie, si usava offrire agli dei tutti i giovani nati tra il 1° marzo e il 30 aprile, oppure secondo altre fonti tra il 1° marzo e il 1° di giugno. Nei tempi più remoti addirittura pare si trattasse di un vero e proprio sacrificio umano, cioè quindi le giovani popolazioni venivano uccise proprio e dedicate agli dei come sacrificio. Successivamente questa usanza subì un cambiamento radicale e si trasformò in una cerimonia con la quale i giovani, che erano così destinati altrimenti all'estinzione, venivano fatti migrare forzatamente verso altri territori con la speranza che potessero poi fondare una nuova collettività. E per accattivarsi la protezione divina venivano fatte guidare da un animale totem che molto spesso è rimasto come appellativo dei vari gruppi etnici. Facciamo un esempio per quanto riguarda l'Italia, che è più vicina a noi. L'Irpinia, una zona del Molise, si chiama appunto così perché deriva da Irpus, perché il totem di questo primo nucleo che andò ad abitare questi territori era proprio un lupo, oppure non so, il picchio, il picus, era l'animale simbolo dei Piceni, una civiltà raffinatissima ed antichissima che ha occupato i territori più o meno dell'attuale zona delle Marche. Questo per quanto riguarda l'Italia. Ecco, ma che corrispondenza c'è fra le civiltà megalitiche in Europa e invece la prima comparsa delle civiltà megalitiche? Abbiamo detto che le civiltà megalitiche in Europa risalgono intorno ai 6.000 anni fa circa, mi sembra di aver capito. Quarto millennio avanti Cristo, sì. Esatto. E che differenza di data, e se puoi darci una data più precisa per quanto riguarda invece la prima comparsa delle civiltà megalitiche in senso più generale? Dunque, le civiltà megalitiche che si sviluppano in un primo luogo nella zona del Medio Oriente e man mano, a seguito delle migrazioni che a cui abbiamo già accennato e agli scambi commerciali, si diffondono in tutta Europa. In particolare si stanziano nella zona della penisola balcanica, del Mediterraneo, del sud dell'Italia, e poi si diffondono in Francia, a Malta e fino in Inghilterra, dove c'è poi la cosiddetta civiltà celtica, che con buona probabilità deriva proprio da queste prime civiltà megalitiche provenienti dal Medio Oriente. Tant'è vero che questo sospetto ci viene perché, per esempio, nel libro I miti greci di Robert Graves, dove si parla delle divinità che sono in comune sia tra la mitologia greca che la mitologia pelagica di queste prime popolazioni appunto megalitiche, il culto per esempio della dea bianca, che è in comune in entrambi, la ritroviamo anche nella mitologia celtica, quindi trasportata nelle isole britanniche attraverso le migrazioni pelagiche. Ecco, vuoi farci anche qualche nome di zona in particolare europea in cui si trovano le costruzioni megalitiche? Sì, esatto, appunto dicevo Malta, e in Francia troviamo diverse località, una delle più interessanti è Karnak, e ce ne sono in Irlanda, in Inghilterra moltissime, soprattutto il sud dell'Inghilterra, una su tutte citabile dell'Inghilterra è Stonehenge. Molto bene, e in particolare cosa si intende per civiltà megalitiche? Quali sono queste civiltà? Avevano dei nomi di riconoscimento? Allora, si parla di civiltà megalitiche quando parliamo di quelle civiltà che hanno lasciato delle testimonianze con opere di architettura edificate, come dicevo, con grandi pietre
unite ad incastro e senza necessità né di fondamenta né di nessun tipo di collante cementizio. Il nome più importante, il nome più importante in effetti della civiltà megalitica è quella dei Pelasgi, la cui storia è tuttora avvolta da molti dubbi e moltissimi misteri. Le opinioni sono molto discordanti sull'origine di questo popolo, addirittura ne troviamo idee discordanti negli stessi antichi storici. Però possiamo comunque tenere in considerazione che il poeta greco Omero chiamava Pelasgi gli abitanti di Ilio, ovvero della famosa Troia che si trovava in Anatolia, e che Erodoto ci tramanda come Pelasgia il nome dell'antica Grecia. Guardando la cosa da un punto di vista più pratico, se vogliamo, archeologicamente, secondo gli scavi di Catalaiuc, che sono scavi che sono stati effettuati alla fine degli anni 40 fino alla metà degli anni 50, i Pelasgi erano un popolo che occupava un vasto territorio e che migrarono dall'Asia Minore nel IV millennio a.C. e si stabilirono nel bacino dell'Egeo fino alle coste dell'Italia meridionale, ma molto prima dei Greci, quindi diventando una cultura importantissima nel Mediterraneo. Ovviamente poi localmente le varie civiltà hanno preso altri nomi, per esempio la civiltà minoica di Creta probabilmente era una derivazione della stessa civiltà pelasgica, già come dicevo prima la civiltà celtica con buona probabilità sono gli eredi dei Pelasgi. In realtà il nome di Pelasgi significa stranieri. E infatti pare che originariamente il nome di questo popolo fosse Etei, e qui viene un dettaglio veramente molto interessante secondo me, perché secondo la Bibbia stessa infatti pare che gli Etei discendessero da Het, nipote di Cam e quindi figlio di Noè. Questo dettaglio merita un approfondimento perché Noè, come genealogia, discende direttamente da Adamo, quindi partiamo da Adamo, in linea di successione diretta, ci troviamo a Noè. Per ognuno dei patriarchi nominati dalla Genesi, che sono appunto Adamo, Set, Enos, Kenan, Malahel, scusate ma l'ebraico non è esattamente il mio forte, Yared, Enoch, Matusalemme, Lamech e Noè. Per ognuno di questi patriarchi la Genesi riporta esattamente la data in cui essi morirono, quindi a che età questi morirono. Ma per quanto riguarda Enoch, il discorso è diverso. La Genesi dice esattamente così: l'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Poi Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Oppure, secondo le varie edizioni della Bibbia, troviamo non fu più trovato, disparve, non si vide più. Quindi significa che a circa meno della metà della vita media dei suoi predecessori e dei suoi successori, perché dopo di Enoch abbiamo ancora Matusalemme, Lamech e Noè, a 365 anni non fu più trovato. Questo per quanto riguarda i libri ufficiali, la Bibbia, la parte della Genesi, nella Genesi della Bibbia. Per quanto riguarda invece un altro dettaglio prelevato dal libro dei segreti di Enoch, che è un testo definito oggi apocrifo, cioè che non è più accolto tra i libri biblici perché fu eliminato dalla lista dei testi canonici durante il concilio di Iamnia alla fine del I secolo d.C., si legge: e dopo alcuni giorni mio figlio Matusalemme diede moglie a suo figlio Lamech, e questa concepì e gli diede un figlio, e il suo corpo era bianco come la neve e rosso come una rosa, i suoi capelli ricciuti, bianchi e bellissimi come lana bianca, e quando i suoi occhi si aprirono, tutta la casa risplendette come illuminata dal sole. E il padre Lamech ebbe paura di lui e fuggì e andò dal padre suo Matusalemme e gli disse: uno strano figlio ho generato, non è come ogni altro essere umano,
ma sembra il figlio degli angeli del cielo, perché diverso è il suo aspetto, ed egli non è come noi. Non mi sembra figlio mio, ma degli angeli. E qui cominciamo a capire che esiste quindi un sospetto, diciamo tra virgolette, di stirpe divina, perché poi nello stesso libro Enoch descrive effettivamente un'antica civiltà con dei caratteri somatici molto diversi da quelli odierni. Enoch parla di una razza di esseri di luce con le ali e descrive tra l'altro dettagliatamente un suo viaggio a bordo di una macchina volante in compagnia di alcuni di questi angeli, e ci racconta anche che alcuni di loro insegnarono ai figli degli uomini delle cose, della sapienza, del sapere. Quindi sicuramente la storia qui prende un aspetto molto particolare. Quindi si viene in sintesi da sospettare che questi costruttori megalitici avessero comunque un patrimonio di conoscenze che proveniva sicuramente da altrove, diciamo così. Spero di essere stata abbastanza esauriente. Sì, anzi, ti farò una domanda mia, insomma, una curiosità mia. So che ci sono delle correlazioni tra i Pelasgi e gli Etruschi. Sì, sicuramente sì. Molto spesso le costruzioni pelasgiche in Italia sono state attribuite agli Etruschi, così come tantissime altre costruzioni sul territorio italiano. In Toscana abbiamo degli esempi meravigliosi di costruzioni megalitiche. Ne dico una su tutte perché sennò ci vorrebbe una puntata a parte. Le mura del porto di Orbetello sono veramente un esempio tra gli esempi più ben conservati che abbiamo in Italia, e sono praticamente non poggiano tra l'altro queste mura direttamente sott'acqua, cioè non poggiano sul fondo melmoso, bensì ci sono una doppia serie di pali di legno di quercia e di pino sui quali poggiano queste mura con dei massi enormi poggiati ad incastro. Quindi significa che la conoscenza dell'ingegneristica e dell'architettura era estremamente evoluta all'epoca. Pazzesco. Sì. E così ce ne sono poi tantissimi altri sul territorio italiano. Potrei citare Cose, Roselle, Alatri, Fermo nelle Marche, in Puglia ce ne sono tantissimi, veramente sono tante le città. Addirittura da un mio studio personale posso dire che non esiste un censimento in Italia delle mura megalitiche. E stiamo parlando solo dell'Italia? E stiamo parlando solo dell'Italia? Esattamente, stiamo parlando soltanto dell'Italia. Esatto. In questo momento sì. Però, tra l'altro, una piccola cosa proprio così da dire, anche se volete con un minimo di costernazione, nello studio che io ho fatto ho chiesto anche la collaborazione dei comuni, ma molto spesso è stata rifiutata, ma forse neanche per cattiveria, ma proprio per ignoranza, che credo che sia anche peggio. Sì. Hai fatto bene a dirlo, Tiziana, hai fatto proprio bene. Mi spiace dirlo, però è così. Quindi lanciamo un appello ai comuni italiani perché possano in qualche maniera... Sì, avete una pietra che è più grossa del normale, Ecco. non è cementificata, fatecelo sapere. Collegateci una corda e poi... Va bene, a questo punto mi rimane solo da chiederti se ci vuoi raccontare come venivano edificate nello specifico queste mura. Insomma, so che venivano usati dei sistemi particolari. Allora, per quanto riguarda, ponendo appunto l'accento sulla civiltà pelasgica, in modo particolare quella in Italia, sulla quale mi sono documentata un po' di più, è idea comune che i Pelasgi fossero un popolo stabile e dedito all'agricoltura. Tucidide cita i Pelasgi come un popolo che cingeva con le mura i suoi insediamenti. Ora è abbastanza curioso che questi accampamenti
di agricoltori fossero circondati da queste mura ciclopiche realizzate con queste enormi pietre poligonali. È una caratteristica, direi, quantomeno particolare, insolita. Oltretutto perché queste mura poligonali venivano edificate non soltanto a scopo di difesa, che è la cosa che viene in mente come prima cosa, cioè quello di difendersi da eventuali attacchi, ma anche per modificare la superficie del territorio. Quindi era una tecnica sorprendentemente robusta e perfetta, che riusciva a bonificare, diciamo così, un territorio piuttosto impervio, anche perché loro sceglievano delle zone che fossero naturalmente garantite o difese per natura, quindi o da una palude, come fu nel caso di Orbetello, che abbiamo già citato prima, oppure con delle montagne da un lato, e dall'altra parte loro si difendevano appunto con queste cinte murarie e comunque garantivano un territorio un po' più agevole, proprio modificando la superficie, e il tutto senza necessità che ci fossero fondamenta e collanti cementizi. Non finisco mai di ripeterla sta cosa, però è molto importante, perché voglio dire, con l'aiuto di collanti cementizi è tutto molto più semplice. Unire invece questi pietroni immensi ad incastro è molto più difficile. Scusami Tiziana, nello specifico ho letto qualcosa che aveva a che fare, non so se mi sbaglio, però con una sorta di fusione di metallo all'interno, Sì. o qualche cosa che assomigliava all'asciabipenne. Sì, allora l'avrei voluto citare dopo, ma parliamone adesso, va benissimo lo stesso. Allora, queste enormi pietre venivano edificate ad incastro, senza le fondamenta e senza i collanti, però a volte erano rafforzati con dei ganci di ottimo acciaio che venivano detti labris. Questi, dovrei descrivere come era fatto il labris. Avete presente la famosa ascia bipenne, cioè l'ascia quella classica che ha due lame, una da un lato e una dall'altro, un po' ricurve, con il manico centrale, ovviamente molto più in piccolo. Una specie di cerniera, come dire. Esattamente, era un gancio che veniva posto un lato, diciamo, una lama in una pietra, una lama sull'altra. Questi labris alloggiavano in un apposito incavo scavato nelle due pietre e poi venivano coperti con una placcatura di piombo che proteggeva ulteriormente questo acciaio che univa le due pietre. Non su tutte veniva posta, serviva da rafforzamento in casi particolari dove vedevano che poteva essere magari un pochino più a rischio, diciamo così, e allora veniva aggiunto questo. Poi il labris diventa poi un oggetto simbolico di cui sicuramente troveremo il modo di parlare. Sì, acciaio. Il fatto che fossero d'acciaio non è parola mia, ma è parola di un architetto, di un ingegnere anzi, che ne ha saputo molto più di me, che ha fatto studi molto più approfonditi di me, che è Mario Pinkerle. Poi vi darò anche un paio di libri su cui approfondire questi argomenti. È molto affascinante, ne viene fuori che i Pelasgi erano avanti da un punto di vista anche della cultura architettonica riguardo a quello che c'era in quel periodo, ma mi sembra di aver capito che fra le tante cose dentro queste mura c'erano delle fessure che lasciavano passare la luce in un determinato periodo dell'anno, può darsi? Sì, quando parliamo di allineamenti astronomici, è un'altra delle caratteristiche delle costruzioni megalitiche. Pazzesco. Tutte le costruzioni megalitiche fanno riferimento ad allineamenti astronomici precisissimi. Vi porto alcuni esempi. Per esempio, sempre parlando dell'Italia, che mi sta particolarmente a cuore,
La disposizione dell'acropoli della città di Alatri è ispirata alla costellazione dei Gemelli e la città fu costruita con una precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, cioè del giorno del solstizio d'estate. Questo per quanto riguarda la città di Alatri, che è molto meno famosa di Stonehenge, ma sicuramente altrettanto preciso come allineamento astronomico. Stonehenge stessa, il famoso circolo di pietre che si trova nella piana di Salisbury in Inghilterra, nel sud dell'Inghilterra, era con buona probabilità un enorme calendario che era utile in tutti gli anni, dove venivano usate come segnatempo delle pietre che venivano conficcate nel terreno o anche dei pali di legno che poi nel tempo sono ovviamente scomparsi. Poi un altro esempio che potrei portarvi è Newgrange, anche perché questo è estremamente spettacolare. Newgrange è in Irlanda. Il giorno del solstizio invernale il sole al sorgere proietta un pannello di luce che attraversa un'apposita apertura che è lasciata sopra l'ingresso di questo monumento circolare, attraversa un corridoio e quando il sole è tangente con l'orizzonte la camera interna si illumina di colpo con un effetto che potete immaginare veramente spettacolare. Incredibilmente suggestivo, direi. Sì. Visto che hai iniziato a raccontarci un po' di queste cose, ti volevo chiedere, oltre alle mura megalitiche dei Pelasgi, ci sono altre architetture simili che esistono nel nostro, insomma, sulla Terra? Ce ne sono un'infinità. Allora, tra le più particolari posso citare i menhir, che si chiamano, detti anche Pietralunga, proprio quelli di Asterix e Obelix, per capirci, che praticamente è una pietra di forma troncoconica conficcata nel terreno, e i menhir possono essere isolati oppure presentarsi in allineamenti rettilinei, come ci sono per esempio a Karnak, ci sono le stone lines, cosiddetti questi allineamenti rettilinei più lunghi del mondo, o anche alla stessa Avebury, sempre in Inghilterra, dove si trova anche uno dei famosi circoli, quindi questi menhir possono essere o in linea o rettilinei o messi in circolo come a Stonehenge e tantissimi altri circoli. Oppure, altra costruzione molto interessante, ne abbiamo anche degli esempi in Italia, in particolare in Puglia, che sono i dolmen. I dolmen sono costruiti da due blocchi di pietra infissi nel terreno, che sono detti stipiti o piedritti, e a cui è sovrapposta in equilibrio una pietra orizzontale che prende il nome di architrave. Anche i dolmen possono trovarsi isolati oppure vicini fino a formare delle figure circolari. E poi tra le altre costruzioni megalitiche possiamo considerare tranquillamente le piramidi, da quelle di Giza a quelle mesopotamiche, e molte altre costruzioni, compresi i Moai dell'isola di Pasqua. Ecco, questo è una panoramica molto veloce. Direi incredibile. Guarda Tiziana, se ci vuoi aggiungere qualcosa fallo pure in questo momento e poi dopo magari altrimenti do la parola a Max, così almeno riusciamo a... io guarda, vorrei fare un attimo un sunto finale. Certo, vai pure. Immagino che poi tra l'altro è una delle domande che ti friggerà di più, che è quella di domandarsi come venivano edificate queste costruzioni. Un po' sì, te lo starei per chiedere io. Allora, siccome è la stessa cosa che ci si domandano in tanti, in realtà è che non si sa. Dobbiamo tenere conto che gli ingredienti delle costruzioni megalitiche sono degli enormi blocchi di pietra, come ho detto, anche nell'ordine di centinaia di tonnellate, poi vediamone alcuni, edificati ad incastro. Per esempio, la stessa Stonehenge, la nomino spesso perché è uno degli esempi più famosi e conosciuti, quindi avete già una vaga idea di come è fatto. Le pietre più grandi sono in gress, ovvero in arenaria silicea, pesano dalle 25 alle 30 tonnellate e sono state tagliate da una collina che non è che è proprio lì nei pressi, ma a 30 km di distanza. Un esempio su tutti è Baalbek, in Libano, dove esistono 3 enormi pietre lavorate e squadrate che compongono il basamento di un tempio e pesano 750 tonnellate. E a poca distanza c'è un monolite, che è un unico blocco di pietra squadrata, che è lungo 22 metri e pesa
secondo le fonti dai 1.200 alle 2.000 tonnellate, non è che nessuno l'ha pesato, però con la stima in base al volume dovrebbe essere più o meno questo. Oppure gli stessi blocchi che compongono la torre Z all'interno della grande piramide di Giza, dalle 20 alle 80 tonnellate, oppure, tanto per andare un attimo a buttare un occhio anche nella zona mesoamericana, la capitale Inca di Cuzco in Perù è famosa per una fortezza che si chiama scusate, anche questo ha un nome, Sacsayhuaman, che è costruita con dei blocchi di pietra che pesano anche più di 190 tonnellate, anche queste esclusivamente a incastro. Tra l'altro, Tiziana, scusa se ti interrompo, Sì. la tecnica dell'abris è comune sia in Mesoamerica che in Sì, Egitto, tra l'altro. esattamente, Vero? esattamente, sì, esattamente. Per fare due paragoni così, tanto per capire, la balena più grande del mondo pesa 130 tonnellate, ovvero come 25 elefanti. Un tir a pieno carico pesa circa 40 tonnellate, quindi fate un attimo le proporzioni e rendetevi conto di che cosa stiamo parlando. Altro dettaglio importantissimo, abbiamo detto, gli allineamenti astronomici precisissimi, e quindi non resta che l'ultima deduzione: sono monumenti impossibili, ovvero i popoli che le hanno costruite o a cui è stata attribuita la costruzione apparentemente non avevano né i mezzi tecnici né le conoscenze ingegneristiche e astronomiche sufficienti per poterla edificare. Cioè erano dei pastori? Esatto, la piramide di Giza, la grande piramide di Giza, conosciuta erroneamente, come tutti sanno, come piramide di Cheope, secondo l'archeologia ufficiale fu costruita nel 2570 a.C. Ora siamo in piena età del rame. Questo significa che gli strumenti a disposizione nell'età del rame sono in pietra, in osso e in rame. È assurdo pensare che una costruzione del genere sia stata fatta con strumenti del genere. È alta 138 metri, occupa una base, adesso tanto così per darvi 4 numeri, tanto per 5 ettari di superficie la base, sono 230 metri circa per lato. Non parliamo poi dell'accuratezza, della pendenza, degli angoli, cioè, e poi senza parlare che, secondo sempre le ipotesi ufficiali, il calcare da cui provengono le pietre che sono servite per costruirle dovevano venire da una cava a 980 km da Giza. Cioè non sta in piedi un discorso del genere, assolutamente. Ce ne sarebbero molte altre di cose da dire. La conclusione, a mio avviso, è sempre quella: qualcuno è intervenuto elargendo conoscenza, oppure le costruzioni sono megalitiche, sono il trait d'union tra il divino e l'umano, o sono forse la dimostrazione di una civiltà precedente che ha volutamente costruito con enormi pietre così che potessero resistere nel tempo e comunicare qualcosa a chi veniva dopo. Io con questo credo di aver concluso. Se volete, sì, poi vi do i nomi dei testi. Beh, dacceli subito, certo, è molto interessante, certo. Allora, io vi suggerisco di Mario Pinkerle, per quanto riguarda il megalitismo in Italia, le civiltà minoiche in Italia e il porto segreto del Vitello, entrambi reperibili online, La grande piramide e lo Z, sempre di Mario Pinkerle. E per quanto riguarda invece un bel documento fruibile online velocissimamente sul megalitismo, è quello scritto da Achille Miglionico, che trovate al link www.intercultura.com/arche1.htm. E con questo grazie mille. Credo di aver fatto il mio dovere. Sì, grazie mille Tiziana, davvero Grazie, è stato un piacere averti con noi qui in trasmissione, speriamo che ci sia ancora possibilità di averti con noi. Io mi stavo chiedendo questo: chissà quanti di voi a casa si staranno domandando: ma quante volte mi sono chiesto, io sono di Firenze, come avranno fatto a portare quei grandi blocchi di marmo da Carrara fino a Firenze? Però
Stasera abbiamo parlato di ben altri spostamenti e ben altre quantità. Insomma, stiamo parlando di un tema che ci incuriosisce veramente tanto. E a proposito di arte, vorrei chiedere a Massimo Del Genio se da quello che ha tirato fuori dai suoi studi esiste un qualche messaggio cifrato nascosto nell'arte antica. Beh, sì, la risposta è sì, e più d'uno direi. Quello che ha appena esposto Tiziana in maniera direi molto interessante e magistrale, come avete visto, riguarda un piccolo stivaletto di terra in un mondo che è molto più grande. Immaginiamoci quindi cosa ci può essere ancora, ma faccio un esempio, nelle foreste amazzoniche che non sono ancora esplorate, nel cuore dell'Africa, cosa possiamo trovare che ci possa continuare a riconfermare che la storia non è come ce l'hanno raccontata. Ma la domanda da farsi è, qui prodest, a chi giova tutto ciò? Perché è stato fatto tutto questo? Perché questi allineamenti astronomici? Come mai, per esempio, come ci diceva Tiziana prima, c'erano queste rappresentazioni animali e vi faccio notare che gli animali nella simbologia molto spesso vengono associati anche alle costellazioni. Ecco che abbiamo una piccola traccia di quello che può essere il messaggio. E, qui si dovrebbe cominciare a parlare di qualche movimento astronomico, di quelli che vengono utilizzati per calcolare il tempo. Però volevo continuare a approfondire il discorso di Tiziana, facendo notare che per esempio ci sono anche altre piramidi in giro per il mondo, ci sono le piramidi cinesi, ce ne sono alcune sommerse dalle parti del Giappone. Ci sono per esempio le piramidi di Visoko che sono state scoperte ultimamente, che sembrano essere addirittura anche più grandi e più complesse di quella che viene definita Grande Piramide, che è il suo nome. La Grande Piramide, come diceva Tiziana, sembra impossibile che sia stata costruita in quel periodo lì. Ma non solo per la tecnologia, quindi dovrebbe essere un prodotto successivo. In realtà pare che sia precedente. Dunque abbiamo questa testimonianza di una civiltà antichissima con una tecnologia poderosa che era in grado di fare delle cose oggi mirabolanti. Quando parliamo dei giganti, della Bibbia e quelle cose lì, ci potrebbe venire in mente anche che, beh, più sei alto, più sei forte e più riesci a spostare le pietre. Ma non è tutto qui. Noi abbiamo per esempio le mura megalitiche attribuite, oggi capiamo, attribuite a un popolo più antico, diverso dagli Etruschi, e poi abbiamo anche la Grande Piramide che viene attribuita agli Egizi. Ora io non vorrei che ci fosse qualche egiziano in ascolto che si sentisse offeso da questa considerazione, però se si guarda il popolo italico e l'attualità degli italiani non è difficile riconoscere quello che sono stati in antichità, perché abbiamo tuttora le caratteristiche che avevamo all'epoca. Per quanto riguarda gli egiziani, non hanno più prodotto nulla di significativo qualora fossero stati loro a fare le piramidi. Dunque emerge che molto probabilmente quei monumenti li avevano già trovati lì e quindi probabilmente appartenevano ai Sumeri. Ecco che abbiamo l'Egitto che parla dell'antico tempo, e l'antico tempo non poteva per caso riferirsi ad una civiltà precedente, quindi quella dei Sumeri. Max, Dimmi. Mario Pinker dice addirittura che gli egiziani antichi frustavano le piramidi perché testimoniavano proprio il fatto che non le avevano costruite loro. Ecco, vedi addirittura. Oggi invece abbiamo il nostro Indiana Jones egiziano che invece esatto. fa di tutto per nascondere la vera origine di quel monumento. Almeno questa è la nostra impressione, perché moltissime sono state le indicazioni di tantissimi ricercatori nel cercare le camere nascoste. Tu, Tiziana, conosci molto bene quella cosa della pietra rotante, della camera cosiddetta del re,
che non ha niente a Sì, che vedere con nessun re, no? sì. Dove lì sarebbe stato da indagare in quanto lo stesso Mario aveva fatto un esperimento, la prova dei fumi, no? Sì, In cui fumigando una qualsiasi cosa si vedeva che c'era dell'aria che tirava da una parte, allora lì vuol dire che c'è una camera, indubbiamente c'era una camera, però mi ricordo che c'era una famosa lettera scritta da Mario a Zewi Hawass, facciamo i nomi e i cognomi perché è il caso, dove chiedeva appunto di indagare questa cosa qui e poi rimase lettera morta. Perché? Perché? È una questione politica, è una questione religiosa, oppure religione e politica si sposa? Molto probabilmente è così. Molto probabilmente non si devono sapere determinate cose. Qui potremmo entrare nel discorso della massoneria che credo che potrà essere espanso in un'altra puntata, Caruso. Cosa dici? Magari qui... Sì, Max, Sì, anzi ti ecco, chiederei di essere un po' più... sì, ti Sì. sollecito un po' perché siamo in chiusura e fra l'altro visto, Allora, ti chiedo rapida... scusa se ti interrompo, ma sento qui in redazione Michele Valeriani che mi voleva comunicare delle cose a riguardo dei nostri radioascoltatori. Ci sei Michele? Certo, certo. Beh, i commenti alle considerazioni fatte dai nostri due, direi, abili relatori sono state moltissime, sono stati per lo più commenti. La domanda, l'interrogativo predominante è stato proprio sul mistero di come sia stato possibile in un'epoca dove non c'erano tecnologie, dove non si conoscevano dove non si conosceva la metallurgia, dove non c'erano gli altiforni, eccetera, riuscire a costruire delle opere così grandiose che sono sopravvissute per millenni fino a noi. Quindi questa è la loro domanda, la domanda dominante tra le varie considerazioni e ai vari commenti che sono arrivati nella chat di Mille Mikes, oltre che numerosi saluti, numerosi complimenti e ringraziamenti per le vostre relazioni. Posso rispondere io, volendo? Ecco, Certo. Tiziana ci ha dimostrato una cosa molto chiara, e cioè che il progresso e la tecnologia, e quindi anche la civiltà, non hanno un movimento lineare. Non c'è un peggiore prima e un migliore dopo, ma ci sono questi salti. Ci potremmo ricollegare anche al discorso di prima? Probabilmente sì. Dunque, esisteva una civiltà antica in grado di fare delle cose, esisteva magari un uomo primo con una determinata tecnologia e capacità di affrontare le forze della natura e piegarle al suo volere. Sì, molto probabilmente sì. Sono esistiti poi dei popoli che hanno ereditato magari questa sua sapienza, questa sua tecnologia? Molto probabilmente sì, ma con questi allineamenti di pietre, con questa precisione millimetrica nel darci delle indicazioni astronomiche, la domanda da porsi è: cosa volevano dirci? Cosa ci volevano dire? Qui si entra nel campo proprio della simbologia nei testi sacri, nel significato dei numeri che troviamo nei testi. E farei una piccola parentesi. Noi calcoliamo il tempo in una maniera molto semplice. La Terra ruota su se stessa e compie un movimento, cioè è un movimento di rivoluzione, e questo ci dà il computo dei giorni. E quindi noi abbiamo un giorno diviso in 24 ore. Abbiamo ancora questo 24, che è il doppio di 12. Dunque siamo sulla numerazione sessagesimale dei Sumeri. Conserviamo questa eredità e magari neanche ce ne rendiamo conto. La Terra poi si muove intorno al Sole e questo ci dà l'anno. Lo fa in 365 giorni, 24-25 più o meno. Questo poi viene compensato dall'anno bisestile, come sapete. Ma si parla di un tempo in cui la Terra aveva una rotazione attorno al Sole di 360 giorni perfetti. Cosa diavolo sarà successo perché si sono aggiunti questi 5 giorni che vengono considerati dai Maya e anche dagli egiziani nefasti? Cos'ha di nefasto questo 5? Beh, immaginatevi un evento
un corpo oppure una perturbazione che in qualche maniera modifica l'assetto di questo insieme di pianeti che ruotano perfettamente come in armonia attorno al Sole, e a un certo punto succede qualcosa che cambia le cose e questa cosa causa un disastro incredibile. Ecco che può essere che la Terra si allontani un peletto dalla sua orbita attorno al Sole, oppure che rallenti o acceleri, e quindi cambiano anche i giorni. Ecco che quei 5 giorni in più sono nefasti perché? Perché ricordano un evento talmente brutto, talmente catastrofistico, talmente cataclismatico da costituire un trauma impresso in maniera quasi indelebile nella memoria collettiva dell'uomo, e quindi una cosa da dimenticare, perché se io so che, fatti i debiti rapporti sulla vita, devo morire domani, non me ne frega più niente di andare a lavorare, detto in soldoni, giusto o no? Chiunque di noi lo farebbe, cioè mi dicono che devo morire tra una settimana, chi è che me lo fa fare di andare in ufficio? Rapportato questa cosa sulla civiltà umana, si capisce che chi tira le fila può decidere di nascondere una determinata verità che potrebbe avere qualcosa a che fare con questa fine dei tempi, con questa fine di un ciclo, e la fine di un ciclo viene espressa in questo linguaggio universale, un linguaggio universale che è scritto nelle pietre, che è interpretato in chiave astronomica, che ci dice che noi, oltre all'anno, abbiamo anche un grande anno da computare, il grande anno dei Maya, ma anche i Sumeri sapevano questa cosa qui. Lo sapevano benissimo, in quanto questi monumenti antichi sono allineati perfettamente semplicemente per farci calcolare le ere. Le ere cosa sono? Nella Bibbia viene definito il tempo. Cristo dice sarò con voi fino alla fine dei tempi. In realtà la traduzione è errata, perché lui dice sarò con voi fino alla fine di questa era. C'è un passo che adesso non ricordo molto bene, però cito a memoria, che viene chiesto sul Vangelo apocrifo di Tommaso, credo, dove si dice qualcosa tipo che Gesù a un certo punto spiega i segreti delle stelle, ed era un mattino di primavera, dove si vedeva nella pianura lontana il sorgere del sole, e lui esordisce con queste parole: passano le costellazioni, dopo l'Ariete i pesci, e poi verrà l'acquario, e allora l'uomo scoprirà che i morti sono vivi e che la morte non esiste. In questa frase c'è tutto quello che noi dovremmo capire da tutto il discorso che è stato fatto stasera. Dopo l'Ariete i pesci? Ma questa cosa va al contrario del nostro zodiaco. Cosa vuol dire? Non è che sia per caso legato al fenomeno della precessione. Il fenomeno della precessione era conosciuto in antichità, mentre noi pensiamo che sia stato scoperto in tempi relativamente recenti. Sia io che Tiziana parliamo di tempi relativamente recenti, riferendoci al prima e dopo Cristo. Tutto quello che è successo dopo Cristo è recente. Tutto quello che è interessante invece tutto quello che è interessante è quello che è successo prima, perché c'è stato un casino incredibile di reinterpretazioni e riscritture della storia. E allora abbiamo dei numeri, per esempio abbiamo questo 72, il 72 che viene ripetuto in moltissimi testi sacri. Ci sono 72 templi nel complesso di Angkor, che è in Cambogia, per esempio. E voi prendetevi comunque la Bibbia e cercatevi il numero 72 e vedrete quante volte viene citato. 72 sono gli anni che corrispondono a un grado precessionale. La precessione degli equinozi è un movimento che la Terra fa. Avete presente una trottola? Quando fate girare una trottola e comincia ad oscillare, la Terra fa la stessa cosa. Ha questo movimento di oscillazione qui che forma una specie di cono lungo l'asse, no? Un doppio cono dove i vertici si toccano, e il vertice corrisponderebbe al centro della Terra. Comunque l'asse terrestre ha questo movimento retrogrado, ovvero di precessione, che ci fa vedere nel giorno dell'equinozio di primavera, dopo un tempo di una cosa come 2160 anni più o meno, una diversa costellazione che sorge in quel preciso momento
che se ne sta dietro al Sole, sul piano dell'eclittica. Ecco che abbiamo il tempio, il complesso di Giza, che c'è una sfinge. La sfinge ha una faccia umanoide, ma in realtà il corpo e tutto quanto fanno capire che si tratta di un leone. La testa è troppo piccola, la testa è stata rifatta. Una volta era un leone. E dove guarda questo leone? Guarda esattamente a est, dove sorge il sole. E cosa potrebbe volerci dire un leone che guarda verso il sole il giorno dell'equinozio di primavera? Che forse si era nell'era del leone. L'era del leone è stata è facilmente calcolabile perché corrisponde a 10.500 anni prima di Cristo. 12.500 se ci aggiungiamo i nostri 2000 anni dopo Cristo, però sarebbe da fare un gran discorso sui calendari e sulla loro precisione, perché ragazzi miei, cioè ci stiamo veramente basando su un calendario che è uno di quelli possibili e non è neanche del tutto preciso perché è stato cambiato e rimodificato e riadattato per motivi che a quanto pare non ci è dato di sapere. In ogni caso, ci sta dicendo, in quel momento lì è successa questa cosa. Cosa è successo? Andiamo a vedere anche altri monumenti nel mondo e come vi ho già citato il complesso di Angkor è esattamente a 72 gradi di longitudine dalla piana di Giza. Beh, troppe corrispondenze. Tutto il complesso ci mostra come in cielo così in terra noi abbiamo nella piana di Giza la rappresentazione della costellazione di Orione. E ad Angkor non abbiamo per caso la rappresentazione della costellazione del Drago. In ogni latitudine della Terra abbiamo diversi tipi di costellazioni che possono essere viste per calcolare le ere. Dunque sono orologi cosmici, signori miei, orologi cosmici. Gli stessi ziggurat che edificavano gli antichi Sumeri, che erano forse il prototipo della piramide, forse invece una versione più evoluta, non lo sappiamo, perché non sappiamo ancora datare quel monumento lì. In ogni caso, con gli ziggurat era possibile osservare il cielo. Tu ti mettevi in un certo punto, guardavi verso il cielo e vedevi delle cose. Vedevi per esempio una stella che si andava a appoggiare su un angolo di questo monumento e riuscivi quindi a calcolare nel tempo gli spostamenti della Terra. Bisogna anche notare una cosa, mi sono permesso una volta di prendere un programma di osservazione del cielo, Stellarium, che mi permetteva di sovrapporre delle immagini panoramiche, quindi a 360 gradi, sull'osservazione del cielo. E ho voluto così fare un giochettino e vedere come era messa la costellazione di Orione all'epoca della costruzione e come sarebbe stata il 12, il momento del 2012 che viene visto come la fine del tempo per i Maya. Si possono notare le 3 stelle che costituiscono la cintura di Orione che si appoggiano perfettamente su 3 scanalature di una delle guglie di quel monumento lì. Io non so cosa voglia dire, però è come, avete presente quando mettete la sveglia? A un certo punto le lancette toccano, arrivano nel momento in cui l'avete puntata e fanno dring. Probabilmente anche i cambogiani volevano dire dring, attenzione, eccolo qui, è arrivato il momento. Questa cosa qui, voglio dire, ci dovrebbe far pensare un attimino. Guarda Max, sei fantastico in queste ricostruzioni. Io sono costretto a sollecitarti un po', voglio Siamo in chiusura, sì. Sì, siamo in chiusura, stiamo sforando. Voglio però farti l'ultima domanda, tanto per chiudere un po' questa nostra discussione, ma Sì. tanto la riprenderemo. È possibile a questo punto ottenere una teoria unificata di tutta la vicenda umana? Certo, e io credo che l'abbiamo dimostrato questa sera. Basta osservare le cose con il proprio cervello, con la propria sensibilità, non farsi riempire la testa da quello che è la scienza ufficiale. Farei un attimo una parentesi su quello che prima avevo accennato sulla massoneria. Ricordatevi che le più grandi logge massoniche sono presenti nelle più grandi università mondiali da cui esce la scienza e che il collegamento tra massoneria, regnanti, nobili e comunque quelli che comandano, che comunque discendono sempre dai re
è il re, è re perché gliel'ha detto Dio, non è che facciano le votazioni per diventare re, no? Il re diventa re perché glielo dice Dio, e gli dei antichi sono sempre quelli di cui avevamo parlato prima, dunque c'è un sottile filo rosso che noi dovremmo seguire per capire che a un certo punto le cose le dobbiamo cominciare a capire con la nostra testa, dobbiamo cominciare ad osservare le cose, a sentirle e a valutarle, utilizzare entrambi gli emisferi del nostro cervello, guardare la realtà, farci una nostra idea. Non fidatevi neanche di quello che abbiamo detto noi questa sera, verificatelo, compratevi i libri, leggeteli. Invece di sparare di tutto su Facebook, andatevi a vedere questi link qua, leggeteveli, perdete un po' di tempo in questo modo qua e vi renderete conto che vi si apre un mondo incredibile che è ancora più bello del più bel film di fantascienza che abbiate visto in vita vostra, e vi sentirete addirittura orgogliosi di vivere in questo periodo. Sono contento che hai concluso così, e ci tengo a dire invece che spendete o perdete del tempo, invece acquistatelo del tempo, leggete libri che hanno a che fare con questo tipo di studi. Io intanto devo dire che anche oggi siamo arrivati al termine di questa lunga cavalcata, ahimè sarebbe stato bellissimo continuare. Spero vivamente che il nostro pubblico si sia in qualche modo divertito, interessato e perché no, anche incuriosito a questo punto. Sappiate che la puntata di stasera sarà disponibile per essere scaricata sul sito 1000 Mics, che potrete trovare anche tutte le altre puntate in archivio. Ancora una volta voglio ricordare che l'argomento di stasera sarà ripreso in mano, e quindi tranquilli, però sarà ripreso in mano tra un po' di tempo e magari, anzi sicuramente approfondito, perché di cose da dire, come avete visto, ce ne sono tantissime. Intanto vorrei segnalarvi che la prossima settimana tratteremo un tema a noi familiare per un ulteriore approfondimento dal titolo FMS, ovvero Flash Mental Simulation. Molti dei nostri radioascoltatori già sanno di che cosa parlo. In studio con noi ci sarà un nostro caro amico, Luciano Scognamiglio. Quindi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, sempre di venerdì, sempre dalle ore 22 alle ore 24. Vorrei ringraziare tutti gli ospiti partecipanti di stasera, quindi grazie Massimo. Grazie a voi, volevo dire un'ultima cosa, noi volevamo forse parlare della Genesi dal punto di vista di Corrado Malanga, però non siamo dei seguaci, siamo delle persone che pensano con la loro testa, quindi se abbiamo un po' sforato nell'argomento l'abbiamo fatto per dare un po' di completezza anche il nostro punto di vista, quindi andatevi a leggere quei documenti perché contengono delle cose di cui non si è ancora parlato stasera. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie Massimo. Poi vorrei ringraziare sicuramente la nostra carissima amica Tiziana. Grazie Caruso, grazie a voi per l'attenzione, spero di aver dato un contributo anch'io a questa iniziativa che trovo veramente lodevole. Hai fatto tantissimo, grazie a te Tiziana, e soprattutto grazie anche a Michele che stasera ha svolto molto lavoro per noi e anche per voi radioascoltatori. Ci sei Michele? Certo, buonanotte a voi e buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori e alla prossima. Io spero di non essermi dimenticato niente, ma qualora fosse così, sappiate che potete trovare ulteriori informazioni sul sito www.ufomachine.org. Da Caruso Colzi e dalla redazione di UFOcast vi auguriamo buona seratona a tutti.